Uno strumento di partecipazione dal basso per gestire al meglio le risorse idriche di un territorio, grazie al coinvolgimento di tutti i soggetti che vivono in un'area geografica, enti locali, consorzi di bonifica, cittadini, imprese. Nati con questo obiettivo, i contratti di fiume sono divenuti un importante mezzo per poter affrontare il rischio idrogeologico, la siccità, il consumo del suolo, ma anche la tutela ambientale e paesaggistica. Il problema è quello di intervenire su delle politiche diffuse sull'intero territorio, a ottimizzare quindi la capacità di spesa, ma anche dei singoli comuni, non solamente della regione o a livello nazionale. E poi spendere bene anche le risorse europee. Pensate che adesso si aprirà la grande stagione dei fondi strutturali 2014-2020. Ruolo strategico per i contratti di fiume è quello dei consorzi di bonifica che in Veneto hanno avviato 3 diversi progetti. Abbiamo un contratto di foce che verrà sviluppato nel Delta del Po dal nostro consorzio di bonifica Delta del Po. Abbiamo un contratto di falda nell'area vicentina che riguarda 2 consorzi di bonifica, l'Alta Pianura Veneta, le Risorgive e il Brenta. L'altro contratto sul Marzene Cosellino sul consorzio Acque Risorgive qui in provincia di Venezia. Un percorso di lavoro che parte dal basso, di condivisione di un progetto, di una problematica che è di un territorio e che questa problematica del territorio venga portata all'attenzione nelle giuste sedi istituzionali. Fino a domani.